io quello che riscontro è che è un po' un cambiamento anche nell'approccio da parte di chi si occupa degli archivi, che gli archivi devono diventare degli strumenti che comunicano. In genere, fino a qualche anno fa, gli archivi, nella visione di chi li gestiva, erano soprattutto giacimenti in cui gli studiosi, gli esperti dovevano andare a fare delle ricerche. Era come dire, un approccio ovviamente anche corretto, è un approccio corretto, ma un pochino elitario, perché eh, diciamo crea un po' delle barriere tra chi sa e chi non sa. In poi io credo che c'è un'ulteriore conoscenza che si sviluppa nella creazione di un archivio, che è una conoscenza immateriale, ovvero la conoscenza di tutti coloro che a quel progetto ci hanno lavorato, perché in voi c'è una conoscenza approfondita di tutti i materiali che difficilmente può essere poi trasmessa in maniera digitale. Allora, il racconto di questa conoscenza, secondo me, è una parte importante della pubblicazione degli archivi. Quindi non più solo pubblicare degli strumenti per navigare gli archivi, ma anche il racconto da parte di chi quegli archivi li ha costruiti, li conosce bene, li ha navigati, di una serie di percorsi di navigazione. Vi racconterei, adesso posso condividere lo schermo, uno degli ultimi progetti è questo delle collezioni di opere d'arte della Camera dei Deputati. Naturalmente dietro questo progetto c'è un'attività di descrizione che è quella che poi permette di costruire questi percorsi di navigazione che sono, come dire, l'interpretazione che il proprietario del patrimonio dà del proprio patrimonio. Quindi già questo, diciamo, è la prima come dire, interpretazione che chi detiene un patrimonio sviluppa rispetto alla pubblicazione del patrimonio stesso. Quindi si è ritenuto che un punto d'accesso di questo patrimonio possa essere questo tipo di navigazione. Quindi sono state individuate delle raccolte che sono dipinti, affreschi, busti, disegni, sculture di razza, a cui è stato ricondotto evidentemente un po' tutto il patrimonio. Qui quindi ci sono, voglio dire, tutte le informazioni che poi permettono di navigare l'archivio anche con metodologie diverse rispetto a quelle che... Quindi un concetto geografico, un concetto cronologico, una ricerca rispetto agli autori piuttosto che alle persone che vengono citate nelle... Quindi non solo la visione del bene vero e proprio, ma anche questa che noi chiamiamo metadatazione ci permette di navigare tra i dati ricercando, non so, tutti gli oggetti che rappresentano Venere in questo patrimonio. Questa è un'altra realizzazione, il catalogo del generale beni culturali. Anche qui, diciamo, la navigazione viene offerta con delle chiavi
soggettive di navigazione. Però naturalmente diciamo, la ricerca poi, che vedete qui o in altri punti, ci permette anche di navigare gli archivi in maniera assolutamente personale. Quindi diciamo questi approcci, queste porte sull'archivio che ci offre chi ha deciso che l'interfaccia deve essere fatta in una maniera piuttosto che un'altra, eh, eh, possono essere sovvertite dalla nostra ricerca. Perché? Perché appunto ogni oggetto digitale ha, oltre all'allegato, che è quello che ci compare, che ce lo rappresenta, anche dei metadati che ci aiutano nella ricerca in funzione delle nostre, i nostri desideri. Qui, come vedete, c'è un esempio anche di quella navigazione geografica di cui vi parlavo, per cui gli oggetti che sono rappresentati qui sono anche collocati nella loro posizione geografica. Vi accenno solo poi a come dire, a un'innovazione degli ultimi anni che ha un rilievo particolarmente interessante, sulla quale noi stiamo investendo. Al di là dei nostri archivi, che sono archivi che contengono un insieme finito di oggetti, in rete, diciamo, probabilmente dello stesso autore, parlando di bibliografia, ma anche di ogni altra, come dire, bene culturale, ci sono degli altri oggetti catalogati in altri archivi digitali. C'è una tecnologia che si chiama Linked Open Data, che ci permette di raccordare il nostro dato a quello presente in altri archivi digitali. Adesso naturalmente non posso addentrarmi più di tanto, però magari però questa è una cosa piuttosto interessante, perché diciamo con molta semplificazione è una tecnologia che mi permette di dire che la mia opera di Orazio Maria Valastro è, diciamo, Orazio Maria Valastro è quello che è presente nel mio archivio, ma è anche quello che è presente in una biblioteca a Rotterdam. Questo permette di mettere insieme tutta la bibliografia di Orazio Maria Valastro direttamente online, perché questi dati vengono pubblicati non solo come li vedete qui in una pagina web, ma proprio come dati. E alcuni accorgimenti tecnici ci permettono di mettere insieme i dati del mio archivio con quelli di tanti archivi presenti nel mondo. È ovvio che, diciamo, più un personaggio è celebre, più un'opera è celebre, più, come dire, sono presenti come dire, riferimenti. Quelli che vedete qui sono proprio riferimenti rispetto all'autore Charles Coipel, che sono presenti in altri siti. E questo viene fatto lavorando su questa tecnologia innovativa in maniera automatica. Quello che una volta, per esempio, si faceva per fare dei progetti collaborativi in cui, diciamo, diversi archivi si mettevano insieme, era tipicamente mandare dei dati a un soggetto che li metteva insieme e li pubblicava. Poi, finito il progetto, quei dati diventavano vecchi, perché tutti avevano continuato a lavorare sui propri archivi, aggiornandoli, incrementandoli, e quindi si perdeva, come dire, l'aggiornamento del silos che era cumulativo. Con questa tecnologia ognuno continua a alimentare il suo database, detto in termini
in parole povere, ma il progetto complessivo di descrivere tutte le opere di un autore attraverso ciò che viene scritto in tutti gli archivi del mondo che utilizzano questa tecnologia continua a essere assolutamente aggiornato e sincrono. Quindi capite che, diciamo, il mio archivio, usando questa tecnologia, viene proiettato immediatamente in un patrimonio culturale mondiale che si aggiorna continuamente e viene arricchito continuamente, per cui anche opere che voi non conoscete possono essere conosciute perché vengono collegate attraverso, diciamo, l'autore. Mi rendo conto che diciamo, è un po' complicato questa tecnologia nel racconto, però diciamo, insomma, può essere utile poi magari fare, se desiderato, un approfondimento su questo. E quindi questo è il nuovo segmento su cui stiamo lavorando, cioè non solo più un archivio locale, ma un archivio locale che si offre con degli standard specifici e con una tecnologia specifica sulla rete e che può essere quindi interconnesso a 1000 banche dati presenti nel mondo. Vi parlerei ora di un progetto che invece può esservi più familiare, perché è quello dell'archivio senza rossetto. Nel 2016, credo, in occasione dell'anniversario del referendum Monarchia-Repubblica, alcune colleghe di Regesta, in particolare Manuela Mazzina e una ragazza, Silvana Profeta, una ragazza anche lei siciliana, che si occupa di beni culturali e di regia, hanno creato questo progetto andando a intervistare donne che nel 1946 per la prima volta avevano votato. Queste donne, diciamo, il suffragio universale è stato decretato appunto agli inizi del 46 come, diciamo, risultato già di un processo avviato nel 44 del primo governo provvisorio a Salerno, e quindi diciamo, in realtà la prima elezione a cui avevano potuto partecipare le donne sono state alcune elezioni locali nel marzo del 46. Nel giugno del 46 però, diciamo, fu la prima elezione su tutto il territorio nazionale a cui hanno potuto partecipare le donne, e le donne all'epoca dovevano avere 21 anni, la maggiore età era 21 anni, per cui nel 2016 stiamo parlando già di persone che avevano superato i 90 anni. Questo progetto diciamo, si è svolto su tutto il territorio nazionale ed è un racconto autobiografico, naturalmente con una forma diversa da quella che, diciamo, seguite voi, ma perché naturalmente diciamo, si basa su un racconto ripreso da una telecamera. Diciamo, naturalmente le signore intervistate sono state lasciate libere di dire qualunque cosa. L'intervento dell'intervistatrice era solo, come dire, come sollecito ai ricordi, anche perché ovviamente parlando di persone un po' anziane non è detto che i ricordi fossero così vivi, così freschi, anche talvolta così reali. Non tutte ricordano, per esempio, di aver votato quella volta.
perché naturalmente, insomma, col passare degli anni alcuni di questi ricordi si affievoliscono. Alcune di queste persone purtroppo non ci sono più, e quindi è un progetto sulla memoria labile, quella che soprattutto il Covid ha messo a dura prova, perché diciamo, le generazioni più anziane sono quelle che se ne sono andate. Adesso mi avete fatto venire in mente che eh, probabilmente c'è qualche intervistata anche in Sicilia, ma non ve lo saprei dire, anche perché l'archivio in quanto tale ancora non è pubblicato integralmente. Questa, per esempio, per introdurvi il tema, è invece un'intervista che fonde, diciamo, l'attività professionale che io svolgo per Regesta, quella per l'associazione Mubat. Nel senso che l'associazione Mubat, la presento con il sito, è un'associazione che, come vi ho detto, ha come obiettivo quello di riscoprire un poco la storia della città. Io non sono di Battipaglia, sono nato a Salerno, ma mio padre aveva un albergo sul mare a Salerno e quindi ho passato le mie infanzie, ma anche poi la mia attività professionale, perché ho lavorato tantissimi anni in albergo e continuo ad andare a lavorarci ogni tanto. Per cui, diciamo, Battipaglia è una delle mie seconde, terze, quarte patrie, oltre Salerno, Milano, la Sicilia e tutto quello che sono i miei percorsi affettivi. E io stesso ho scoperto a un certo punto, coinvolto da un amico nel fare un documentario proprio su questa storia dei 160 anni di Battipaglia, che in realtà non conoscevo, che proprio sulla spiaggia dove lavoravo, dove ci sono stati i primi amori giovanili, ecco, su quella spiaggia c'era stato uno dei più importanti sbarchi della seconda guerra mondiale. Per numero di mezzi e di uomini, diciamo, paragonabile a quello in Normandia. Fu immediatamente allo sbarco in Sicilia, quindi ci unisce anche questo evento, questi due eventi che si sono seguiti nel giro di un paio di mesi. La differenza sostanziale fu che lo sbarco in Sicilia fu uno sbarco completamente aggressivo, perché, diciamo, all'epoca l'Italia era ancora come dire, avversaria degli alleati. Poi ci fu l'armistizio proprio a Cassibile, annunciato il giorno prima dello sbarco a Salerno, con il disastro che ne conseguì per l'esercito italiano, perché fu lasciato in balia proprio a Salerno quella notte tra l'8 e il 9 settembre. Fu ucciso il primo alto ufficiale italiano da parte dei tedeschi, perché naturalmente era il comandante della Guardia Costiera, il comandante tedesco con cui aveva anche rapporti stretti in precedenza. Gli voleva imporre ovviamente di consegnare tutte le postazioni costiere. Lui si rifiutò e fu ucciso da un colpo di mitraglia. Sto parlando del generale Ferrante Gonzaga. Per cui da quella scoperta, quindi dalla consapevolezza che non conosciamo cose del nostro passato, è venuta fuori la determinazione di partecipare a questo progetto con alcuni amici. Quindi noi non facciamo altro che andare nelle scuole, raccontare attraverso i progetti come quello delle memorie restituite o quello del CEDEC,
alcuni eventi della storia recente del nostro paese, fare un collegamento con gli eventi della storia eh, cittadina e chiedere ai ragazzi di far emergere parte del loro patrimonio familiare. Quindi immagini del loro patrimonio fotografico, racconti, stiamo predisponendo perché poi appunto come voi siamo volontari e quindi il tempo c'è ma sempre fino a un certo punto, quindi si riesce a fare quando va bene la metà di quello che si potrebbe fare e il nostro prossimo obiettivo è quello di pubblicare tutti questi oggetti che abbiamo raccolto in questo progetto con i ragazzi. Uno più interessante degli altri, secondo me, è quello una testimonianza che una ragazzina di 12 anni ha raccolto, magari se posso ve ne faccio vedere proprio 3 minuti. Andato a Treviso, caro. Dopo 2 mesi se ne pigliato il tedesco e ce ne ha portato in Germania a campo di concentramento. Poi là mi hanno portato a fatica fino alla Ponteria e si facevano i proiettili e Cristo caro armato. Ecco qua. Quindi diciamo la ragazza che era una delle allieve dell'Istituto Gatto di Battipaglia si è organizzata con il suo cellulare, ha raccolto questa testimonianza del nonno, internato militare. Lui era proprio, come dire, uno di quei ragazzi italiani che sotto le armi si ritrovò prigioniero dei tedeschi l'8 settembre, internato, messo in un carro bestiame, esattamente come gli ebrei, e mandato in Germania. Molti di loro non tornarono, per loro per fortuna non c'era il progetto di, come dire, di soluzione finale, però ciò nonostante diciamo, le condizioni di vita erano pessime, per cui diciamo, la possibilità di sopravvivere diciamo, erano limitate. Tra l'altro questa persona racconta proprio nella sua intervista che dopo il periodo di lavoro con i tedeschi ebbe anche un periodo di lavoro con i russi, perché il suo campo fu liberato dai russi. Lui era un esperto di macchine agricole e i russi lo portarono in Ucraina per una stagione di trebbiatura del grano, e quindi insomma è tornato credo solo nel 1947 in Italia. Per cui diciamo, il nostro progetto parte dalle scuole e parte proprio sugli archivi. Noi facciamo anche poi un lavoro con l'università, abbiamo definito una convenzione con l'Università di Salerno e seguiamo in questo momento ben 8 tirocinanti che ci aiutano su alcuni progetti specifici, perché diciamo, al di là della parte di archivio che stiamo raccogliendo con i ragazzi, noi raccogliamo anche, stiamo cercando di censire le risorse online presenti diciamo in tutto il web e relative all'operazione Avalanche. Quindi un'attività di raccolta di tutta l'informazione su questa operazione. Questa è la parte di bibliografia, questo è
il celebre romanzo di Norman Lewis, che passò proprio con le truppe dell'operazione Avalanche sia a Battipaglia, Pestum, Battipaglia, Salerno, Napoli, e questo era il suo diario in cui racconta soprattutto l'esperienza napoletana, colpito, diciamo, dalla particolarità, diciamo così, della società napoletana in quegli anni, ma anche delle devastazioni incontrate. Proprio Battipaglia viene definita la Guernica italiana per il grado di devastazione in cui lui l'ha incontrata. E questo lo facciamo con l'opera nostra che noi facciamo di raccolta dei dati nell'archivio. Lo facciamo con i volontari e lo facciamo con l'aiuto di questi tirocinanti ai quali diamo un progetto specifico e con i quali cerchiamo di creare, come dire, delle iniziative molto focalizzate. Con alcune ragazze stiamo mettendo in piedi una raccolta di risorse digitali sulla presenza dell'armata inglese in Italia, quindi censimento delle opere, delle fotografie dell'Imperial War Museum, degli archivi americani, ma anche un'operazione sul territorio, perché siamo andati a fotografare oggetti e reperti presenti presso collezionisti. C'è un gran numero di associazioni sul nostro territorio, immagino che anche in Sicilia sia la stessa cosa, che si dedicano alla ricerca di reperti sul territorio, quindi elmetti, ma anche piccole pubblicazioni. La loro attività è encomiabile perché negli anni è stato possibile anche dare un nome alle spoglie di alcuni soldati ritrovati anche gli ultimi un paio di anni fa. Sono stati ritrovati dei resti, sono state fatte delle analisi del DNA con i governi inglesi e americani ed è stato possibile seppellire un soldato con il proprio nome e cognome, alla presenza dei nipoti venuti dall'Inghilterra, perché poi diciamo, c'è un cimitero militare inglese del Commonwealth proprio tra Salerno e Battipaglia. Un altro progetto interessante che, come dire, può fornire spunti di collaborazione oppure semplicemente di nuove idee è quello che abbiamo realizzato con un'altra ragazza, Campania è una città presso Salerno, una cittadina presso Salerno, sta facendo un'opera di raccolta di immagini, ma anche dei conseguenti commenti che lei riesce a individuare proprio su Facebook o altri social. L'obiettivo è quello di creare una riorganizzazione della memoria che non esiste su questi social, perché i social, diciamo, avendo una priorità cronologica, quindi ti pubblico l'ultima cosa oppure la cosa che ha più seguito, questo determina una rapida obsolescenza per alcuni contenuti, per cui diciamo tutto ciò che viene pubblicato non è detto che rimanga nella memoria storica delle persone. Il progetto che stiamo facendo con questa laureanda dell'Università di Salerno è quella di scandagliare i social, raccogliere le immagini che però in quanto tali dicono poco, ma anche tutti i commenti che ci sono, perché poi naturalmente chi pubblica una foto poi spesso pubblica: questa è la mia zia Concettina, qui era la festa quindi diciamo
è un'opera di metadatazione involontaria, ma molto interessante, credo, perché diciamo, permette a queste foto di diventare ricercabili, a patto naturalmente di avere uno strumento che questa cosa la renda possibile. E quindi, adesso questa è veramente un'anteprima perché è stata un'interfaccia che stavo guardando ieri per capire. Ci sono delle informazioni che non sarebbe stato possibile ricercare su Facebook, pur essendo esistenti su Facebook. L'idea è quindi che questo patrimonio, che è, come dire, è formato da un volontariato digitale, perché sono le persone che accrescono attraverso, queste sono tutto probabilmente immagini che sono state tirate fuori dai cassetti, no? Quindi raccontano le famiglie, raccontano spezzoni di società collocati nel loro tempo. Avrebbero esaurito il loro compito in quei 10 minuti in cui la foto è nella parte alta di Facebook e basta. Vi faccio un esempio: c'è proprio per Salerno un gruppo con migliaia di persone, adesso non so quanti siano le persone su in cui ci sono tutta una serie di informazioni. Qui viene pubblicata una foto e viene pubblicata l'analoga foto probabilmente tirata fuori da Google Maps, ricerche che diciamo raccontano una parte anche del tessuto sociale della città di un tempo. Adesso vediamo se ci sono alcune informazioni, ecco, come questa, no? Immagini oggi non più esistenti, perché naturalmente il tessuto urbano è cambiato notevolmente. Anche questa, no? Qui c'è un'informazione che andrebbe persa nel caso in cui non venisse riorganizzata e partecipasse a un archivio organizzato per raccontare un pezzo di storia di una città. Ecco, questo avviene, ve lo faccio vedere nei passaggi, nel nostro archivio fotografico, attraverso questa operazione di censimento che la nostra Alessandra Bottieri sta facendo e che probabilmente solo lei può fare, perché essendo cittadina di Campania probabilmente conosce molte delle persone che sono in queste foto, o perlomeno i genitori le possono dare un'indicazione. Da qualche parte mi sembra, ecco, qui addirittura pubblica una immagine del padre. E queste, insomma, ci sono delle informazioni che lei ha potuto aggiungere e nessun altro avrebbe potuto aggiungere, probabilmente il padre gli ha raccontato, e che naturalmente si può obiettare non servono a molto, nel senso, qualcuno potrebbe dire ma chi se ne frega di questo signore, però diciamo, nel complesso naturalmente non è così, ma nel complesso questa immagine, che è già importante di sua perché racconta un pezzetto di storia,
locale, ma è pur sempre storia, messa insieme a tutte le altre immagini, ci consente di mantenere una traccia viva e articolata di un periodo della storia di questo paese. Io credo che sia un progetto molto interessante, a cui spero, diciamo, segua un'ulteriore, come dire, coda con l'aiuto di altre persone, quindi che diventi un progetto collettivo, fatto non solo di chi mette dentro queste informazioni, ma di chi racconta. Adesso in alcuni post che ho incontrato su questi siti si susseguono tutta una serie di informazioni, quindi l'arricchimento del dato digitale è importante. Ovviamente potrebbe non essere completamente veritiero, per un semplice fatto che magari i ricordi col tempo si confondono, e quindi, però sicuramente sono indicazioni molto precise, molto importanti per raccontare come dire, una città, la storia di una città, mantenere viva un'identità che altrimenti si perde, soprattutto in questi periodi in cui vi faccio l'esempio del Battipaglia. Battipaglia è una città che è passata da qualche migliaio di abitanti attualmente fa più di 50.000 persone, così come Salerno, quindi sono luoghi anche di immigrazione locale, ma immigrazione perché diciamo, persone che si sono trasferite diciamo, anche da luoghi vicini, perché magari c'era un pochino più possibilità di trovare lavoro. Questo naturalmente fa sì anche che si perda un pochino, diciamo, l'identità e la conoscenza della storia, e quindi questi progetti credo che abbiano un valore, diciamo, importante, una autobiografia, come dire, urbana, cioè di una città e non di una persona, volendo dare, come dire, una vicinanza a quello che fate voi rispetto a quello che, diciamo, stiamo cercando in qualche modo di fare noi.